anche oggi 25 marzo sono in passeggiata, sono un po' tanto in ritardo di circa un'oretta. Sarei dovuta partire un'ora fa, ma ora che vai a casa poi ho mangiato con molta calma e quindi alla fine sono le 3. Cioè io vedo tutte le persone passeggiare anche in maniche corte, ma sono 12 gradi, non è che ci sia tutto sto caldo. Boh. Però questi tunnel qua funzionano, guardate dentro e non so cosa si veda, ci sono dei massi dentro e da questa parte prosegue e va giù fino al torrente Boite e io proseguo. C'è lo zoom, c'è un po' di zoom. Oggi mi sono ricordata di portarmi da bere, è una delle bottiglie di Soda Stream questa, quella che mi avevano regalato con il laccetto. C'è dentro l'infuso, quello a freddo dell'Angelica, lo vendono di solito nel periodo estivo e io ne ho ancora delle bustine, siccome mi piace molto ho deciso di mettere quello. Cerco di fare qualche chilometro, non credo di riuscire a far molto perché ho lasciato la macchina qua fuori, quindi giusto per muovermi un po', perché ieri ho fatto tanto e il mio corpo dovrebbe anche avere il tempo di recuperare, ma vorrei camminare lo stesso un pochino. Cioè qui poi c'è una bella panchina al sole, io mi siederei. No, devo camminare un pochino, assolutamente. Oggi al lavoro è andata, ma mi annoia molto. Vabbè, dai, mi annoia molto a volte come lavoro, ma d'altronde nessun lavoro è perfetto, quindi l'aria è gelida, all'ombra c'è freddissimo. Io ho solo la Dolce Vita e questa. Non ho voluto prendere l'altro maglione perché avrei un po' esagerato, sinceramente. E oggi ho qualche dolorino alle anche, appunto perché ieri ho camminato tanto, sono stata tanto in piedi, però è meglio continuare a fare movimento e non fermarsi, anche perché ho ripreso da poco. Se già inizio a fare delle pause non va bene, non va. Poi adesso è bello camminare perché non c'è tanta gente. Su questo tratto qui ad esempio non ce n'è tanto, cioè c'è praticamente nessuno e quindi si va molto bene. Vabbè, vi lascio così cammino senza parlare, che è meglio. No, non ve l'ho detto, però sto andando verso Cortina da un pezzo per chi mi segue da poco. Ecco, sto andando verso Cortina, ho lasciato la macchina alla cava, diciamo San Vito di Cadore, e vedo cosa riesco a fare, anche se comunque è già tardi, quindi vedrò. Non avevo voglia di muovermi là vicino casa e quindi ho cambiato percorso. E qui c'è ancora neve. Ebbene sì, qui c'è ancora neve. Questa diventa ghiaccio poi la notte perché va sotto zero ancora. Sì, no, è già ghiaccio qua, cioè è ancora ghiaccio qua in realtà. Adesso ho perso il ritmo perché mi sono fermata
e a riprendere la neve come se non l'avessi mai vista, certo. Sto andando sotto la frana di Acquabona perché la ciclo pedonale passa proprio per di là, la ciclabile però è anche pedonale. Qui non è divisa perché è tutto sterrato e quindi non è divisa, però nei tratti asfaltati c'è la divisione delle corsie. A sinistra pedoni e a destra, andando verso Cortina, a sinistra pedoni e a destra biciclette, e andando verso invece Tai di Cadore, Pieve di Cadore, quindi verso il lato opposto, è il contrario. Quindi a destra pedoni e a sinistra biciclette. Ecco, sono arrivata sotto la frana di Acquabona e voilà, e adesso torno indietro perché mi aspettano, aspettate, riprendi, altrettanti quasi 4 km per tornare alla macchina, quindi mi tocca andare. Sono arrivata alla macchina, il sole è lì, 1 ora e 24, intanto facciamo 7 km e 98, va bene dai. Avrei voluto fare un po' di più però ho dei dolori che non potete neanche immaginare, ho dei dolori alle anche da far paura e sono arrivata alla macchina, sì, non erano così forti da impedirmi di camminare, ma ho male sono stata anche abbastanza brava, recupero 28 ore, quindi io domani dovrei stare ferma totalmente. Sì, almeno un giorno devo stare ferma perché ho fatto troppo in 2 giorni di seguito, ho fatto troppo, quindi non va bene perché non riesci a recuperare, il corpo non recupera. Vabbè, comunque sono molto contenta. 10 minuti, 1 chilometro, 10 minuti, è tanto o è poco? Non lo so. Salviamo, 13.983 passi per oggi. Comunque io lo ripeterò all'infinito anche questo. In città è molto facile fare tanti passi, qua no, qua no. Qua è molto, si sente la fatica, è molto più difficile. Quando andiamo a Jesolo è un attimo fare 15-20 mila passi. Invece è quello da dove è arrivato? Da qua sotto? Ah, non si può mica. Vabbè, lì è un attimo fare tanti passi, invece qua no, qua fai fatica. Cavolo, si sente molto di più la fatica. Vabbè, adesso tolgo anche gli auricolari. Siccome sennò mi sa che parlo anche troppo, quindi adesso vi saluto e mi sa che ci vedremo domani. Ciao. C'è un po' di caos dietro, sia qua che qua. Non guardate il caos. Questi sono dei pantaloni che avevo preso da Shein, sono dei leggings sportivi. Questi non mi andavano bene perché mi erano piccoli, non c'entravo. E sono comodissimi. Adesso mi entrano finalmente. Ho fatto la tinta, infatti adesso sono di un biondo un po' più serio, sono rovinatissimi, guardate. Tutti spezzati, guardate qua che spezzati che sono. Ma non è la tinta, è il fatto che io, avendo i capelli tanto fini, la notte girandomi sul cuscino, strusciando la testa sul cuscino, si spezzano tutti i capelli. E non so se funzioni veramente la federa in seta, perché qualcuno di voi la utilizza per questo problema? Perché vorrei quasi comprarne una per provare e vedere se si spezzano di meno, perché io mi sto rovinando i capelli con il cuscino, perché la tinta era da mesi che non la facevo, quindi, cioè, per dire, non è colpa della tinta, è proprio colpa del cuscino. Sono tutta piena di baby hair e perché qua si spezzano, qua dietro soprattutto, questa zona qua. Infatti qua non ho praticamente capelli perché si spezzano tantissimo. Adesso li sto toccando troppo, li ho appena lavati.
Comunque è un colore un po' più serio rispetto a quello che avevo prima, perché prima avevo tipo 3 biondi. C'era il mio scuro scuro e poi c'era uno schifo. E niente, quindi finalmente ho fatto anche la tinta. Ciao. Allora, 28 marzo, la neve fresca, eccola. Non è arrivata in paese, ma a Cortina sì. Qua invece non c'è, non c'è. Però è scesa a 1100, 1100, sì, più o meno. È tornata ed hanno brutto anche il weekend di Pasqua. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. E niente, sono qua che faccio la merendina. Sul divano lì c'è Antonietta. E Alfa non c'è perché mia mamma l'ha portato al veterinario adesso, poco tempo fa, poco, sarà 10 minuti, un quarto d'ora, perché gli si è gonfiato ulteriormente l'occhio e quindi meglio portarlo perché gli occhi sono importanti e sono pericolosi, vista l'esperienza con Panna. E niente, quindi ho preferito portarlo subito. Cioè, sta andando avanti con l'occhio che si infiamma, ha un problema nell'occhio, accentuato dal fatto che comunque ha questo tumore, ha le cellule tumorali nel corpo, quindi ogni piccola cosa si ingrandisce. Sta bene, cioè, non è che stia male, cioè mangia, gioca, salta, cioè fa di tutto. Lo sappiamo che non vuol dire niente, però comunque sta bene per il momento. È sotto controllo. Dovevo aggiornarvi ancora su questa cosa. È tutto un avanti e indietro, casa veterinario praticamente, 1 o 2 volte a settimana e così. Perché si presenta sempre qualcosa di nuovo, non zoppica più, quel problema è passato, ma rimane quello dell'occhio che è un problema abbastanza pesante. E niente, quindi mi bevo il mio caffè latte che ormai è mezzo freddo e poi non so quanto starò ancora qua, sono qua da sola. Virgola si sta rilassando. Oggi non ho avuto una gran giornata, sono stata molto nervosa poi a una certa ora. Per diverse situazioni, perché si continuano a ripresentare le stesse problematiche sul lavoro e da quando è cambiata azienda e ancora si presentano sempre gli stessi problemi e poi passo io per quella che magari non lo so, non capisce le cose, non sa farle, vabbè, non importa, il lavoro è anche questo, quindi pazienza, però mi scoccia perché alcune volte dovrei essere io a saperle, non dico per prima, ma quasi le cose, e invece le informazioni mi arrivano all'ultimo. O non arrivano proprio e allora a me viene magari un dubbio, chiedo e viene fuori, si scoperchia il vaso e vengono fuori tutte le problematiche. Perché perché a me vengono dei dubbi e chiedo e da lì si apre un mondo di problemi. No, "problemi" tra virgolette, però è una situazione che mi sta pesando molto, devo dirvi, perché all'inizio poteva starci, però adesso non tanto. Comunque, prima di tutto questo nervosismo ho avuto una bella notizia, bellissima, ovvero che il 1° di aprile saremo a casa. No, non ci posso ancora credere. Lo sapete, io e Franza abbiamo sempre lavorato tutte le festività e al che questa volta ho fatto la richiesta di poter stare a casa anche noi. E quindi il 1° aprile staremo a casa e staremo a casa anche altre feste. Non tutte, non tutte, però si trovano degli accordi, si riesce anche a stare a casa se, se, ehm, se si ha dalla propria parte qualcuno che ci tiene anche a farti riposare un attimo di più. Ecco, mettiamola così perché non è da tutti prendere in considerazione questa cosa. E basta. Vabbè, questo tempo non mi piace per niente. Oggi mi è arrivato un pacco di Shein
Shein, l'ultimo che aspettavo, la roba bellissima, sono molto contenta. Ho preso anche delle ciabattine da usare d'estate con i vestitini e delle scarpe da ginnastica. Devo dirvi che sono anche comode. Io sono molto difficile con le scarpe, però non posso lamentarmi. Dureranno quello che dureranno. E certo, io sono abituata alle scarpe di marca. Sono abituata alle Adidas, tutto un altro livello. Se per caso in futuro mi capitasse di andare in uno di quei negozi tipo Foot Locker, quelle cose là, sicuro mi comprerò delle scarpe di marca, perché ce ne sono alcune che mi piacciono moltissimo, solo che prenderle online è sempre un po' un problema per la taglia. E però vorrei comprarne ancora di marca. Io adoro le Adidas, mi piacciono molto anche le Nike, ma non tutte. E le Nike sono un po' più difficili con i numeri, quindi devo stare un po' attenta. Comunque anche queste qua dei cinesi ho preso un 37, che però mi è un po' grande, quindi più che un 37 sembra un 38. Ma me le tengo, le uso lo stesso, perché anche quelle dell'Adidas, che sono un 37 e mezzo, non mi ricordo, mi son grandi anche quelle. All'inizio mi erano molto strette e poi si sono allargate e sono diventate enormi.